all'inizio è stata più settimana è proprio dura, ora va un po' meglio. Anche perché non conoscevo nessuno. Buon pomeriggio, bentornati alla Polisportiva Cus Palermo per il big match della 18ª giornata di Allievi Elite, dove si scontrano Cus Palermo contro Calcio Sicilia. Vediamo già subito le squadre schierate in mezzo al campo e noi diamo una rapida lettura delle formazioni, partendo con la squadra di casa, che si schiera con Importa la Fata, poi con Pecorella, Licalzi, Casisa, Marcianolo, Iacono, Campora, Di Marco, Leonardo, Loverso e Abubakar. In panchina diversi elementi pronti a subentrare, mentre dall'altra parte il Calcio Sicilia risponde con Piccio che Importa, Shortino, Scirè, Cottone, Camarà, Cordova, Martinez, Corrao, Devola, Zizzo e Minafò, con altri elementi in panchina pronti a subentrare e dare una mano ai propri compagni. Aspettiamo solamente il fischio di inizio da parte del direttore di gara Buccheri, che darà l'inizio alle danze e si potrà partire per questa partita che si prospetta veramente un big match. Il Calcio Sicilia che però è avanti anche di diversi punti rispetto al Cus Palermo, però i giocatori oggi in maglia bianca non vogliono perdere alto terreno, vogliono sicuramente accorciare le distanze. D'altra parte il Calcio Sicilia che è lanciatissimo, vuole conquistare altri 3 punti importanti per i piazzamenti in classifica. Ehi, ciao. Come stai? Posto? Adesso vediamo entrambe le squadre che si raccolgono per i consueti riti prima di iniziare la partita. Da una parte abbiamo i giocatori in maglia rosa del Calcio Sicilia racchiusi tutti intorno per darsi coraggio, darsi la carica per affrontare questa partita. Dall'altra parte i giocatori in maglia bianca subito schierati e concentrati in mezzo al campo. Chi sei tu? Non lo so. Quanti spettatori? Sì, ma mi devo guardare quello del palco così. Si partirà con possesso palla Cus Palermo. Aspettiamo solamente il fischio di inizio da parte del direttore di gara. Tutto pronto. Si parte adesso. Possesso subito palla a cercare Casisa, che alza la testa e va a largo dallo Iacono. Decide di tornare indietro dal proprio capitano Licalzi, che decide di allargare la palla e giocare basso. Si va da Marcianò, vuole i compagni vicini, poi va lungo il pallone a cercare Leonardo che la stoppa di petto su Abubakar, che alza questo campanino a cercare Leonardo. La palla non presa, la palla si lotta ancora in mezzo al campo, poi ci mette il gambone lo verso. La gara però rimessa laterale al Calcio Sicilia, che andrà a battere Scirè. Vuole movimento il numero 3, non si abbassa nessuno. Chiede movimento da parte dei compagni, infatti si abbassa bene Martinez, controlla il 7, c'è poi steso dalle dirette avversarie, ci sarà fallo nella zona centrale di campo. Palla cambiata, si va adesso per i vie centrali, in difesa c'è il largo Shortino che controlla il pallone e poi va indietro totalmente dal proprio portiere, che la controlla, è pressato lì bene da Leonardo, poi la palla va larga, sale palla al piede, vuole movimento dei propri compagni, palla lunga che però la prende solamente Loverso, la controlla di testa, poi la palla si impenna e si lotta ancora su quella zona di campo. Palla che torna dietro, palla allargata da Shortino, la controlla il numero 2, vuole movimento, alla fine decide di tornare indietro della propria difesa, vuole impostazione di Cordova che allarga tutto, palla lungolinea, c'è il pressing forte, adesso la palla che passa, ci va Corrao pronto a prendere questo pallone, poi Marciano decide di mandare tutti rimessa laterale, guadagna Meteres il Calcio Sicilia. Rimessa laterale in zona offensiva, il direttore di gara però indica che quella sforzata qualche metro indietro, poi la battuta adesso forte esce da quella zona di campo, poi palla imbucata a cercare Corrao che si può girare, allarga tutto, la palla è buona, la palla in mezzo, crossata, Marcianò si rifugia in calcio d'angolo, primo calcio d'angolo dopo appena 2 minuti e 20 di partita a favore dei giocatori oggi in maglia rosa.
Abbiamo già visto come il calcio Sicilia cerca di giocare nello stretto con i suoi giocatori di qualità e di cercare di imbucare e di dare palloni dentro in profondità, ma attualmente la difesa del Cus è retto bene. Adesso calcio d'angolo battuto corto, palla dentro, bella l'idea, esce, deve uscire Casisa in pressing, porta fuori l'avversario, la palla ancora va laterale per ancora Casisa, esce, palla ancora girata, cross in mezzo forte, la palla passa! Colpo di testa di Cottone che sotto misura non inquadra la porta, ma primo tiro in porta dei giocatori rosa. La fatta non sorpresa da questo colpo di testa che si spegne alto sopra la traversa. Andrà adesso la falta sul punto di battuta di questa rimessa al fondo. Pressing alto e calcio Sicilia, c'è subito il pressing forte di Devola che non vuole fare giocare, il calci carga tutto, adesso da Loiacono controlla il 6. Pressato da uomini, perde quasi il pallone, poi 6 si mette bene col fisico e guadagna rimessa laterale. Iacono dentro, va dall'Overso che allunga e pone su Boubacar, la palla girata su Di Marco, non passa qui il numero 8, la palla ancora girata, Devola la controlla, entra dentro il campo, salta un uomo, ne salta due e poi allarga il pallone. C'è Zizzo, la vuole controllare, poi alza la palla a cercare dall'altra parte, superato pure lo Iacono che perde il contrasto con Corrao, vuole puntare, entra dentro il campo, Corrao ancora i morde le caviglie, ancora pallone numero 8, stavolta lo porta fuori, qui il numero 6 che alla fine controlla il pallone, prende fallo, bravo, bel lavoro del terzino dei giocatori in maglia bianca. Si torna dagli calzi dal capitano che adesso va dalla Fata, allarga tutto da Marcianò, alza la testa, il numero 5 però c'è gioco fermo. Piccole scaramucce in mezzo al campo e c'è un cartellino giallo all'indirizzo di Camarà. Ha preso cartellino giallo a palla lontana, forse un contrasto di gioco non regolare dei direttori di gara che addirittura estrae il cartellino giallo dopo appena 5 minuti di gioco. Cartellino che può risultare pesante per il proseguo della partita del numero 5 che deve giocare con un cartellino addosso. Lo verso sul punto di battuta, gioca dietro, va da Marcianò, la controlla, passa anche a Domodici, però palla corta che Marcianò con una giocata esce bene anche in palleggio Domodici, poi però commette fallo, stende in ritardo il diretto avversario Martinez che si era inserito bene col pallone. Lo verso non ha potuto fare altro che stenderlo, se no sarebbe stato contropiede molto pericoloso. Si prende pure giallo il numero 10, 2 gialli nel giro di 30 secondi adesso, da una parte e dall'altra. Calcio di posizione che sarà da ribattere, sul punto di battuta c'è Martinez. Si va adesso a Shortino, la palla rimbalza, la controlla il numero 2, poi va dentro, c'è pressing forte, ritiro Iacono, la palla che esce con la rimessa laterale, guadagna Meteres e calcio Sicilia. Rimessa forte dentro, c'è il pressing di Causi che si fa sentire, costringe all'errore Corrao che regala poi palla alla Fata che larga subito da Marcianò. Può salire palla al piede il numero 5, allargato questo pallone, si va per le vie laterali, centrali, però persa, c'è il pallone preso da Martinez e voleva imbucare subito diretto del proprio compagno, poi lotta con arto anticipato però da Camarà che passa ancora al numero 7. Sterza, c'è il pressing forte di Casisa che gli scippa il pallone, però ancora Martinez lotta, però commette fallo su Casisa che ha fatto un bel lavoro in interdizione per conquistare il pallone, ha protetto e conquistato fallo. Adesso ci sarà calcio in posizione da una zona di metà campo per il Cus, si abbassa Casisa per ricevere però Marcianò, penso che andrà a lungo, anzi no, va proprio da Casisa, esce forte in pressione su Sicilia. Casisa però si porta il pallone in mezzo al campo, poi alza la testa e allarga il pallone a cercare lo Iacono, raggiunge il pallone 6, sterza bene, vuole andare ancora lui, c'è la linea Boubacar, invece si va a largo a cercare Di Marco, l'8 la controlla, il controllo è un po' difettoso, poi perde il pallone che finisce su Corrao che gira subito largo, adesso si va a cercare Benedevola che può partire palla al piede il 9, vuole puntare, va veloce il 9, entra dentro la di rigore, vuole il tiro, lo strozza sul primo palo, ha fatto tutto da solo, ha fatto bene, a parte
La conclusione è che si è spenta all'esterno della rete, però apprezzabile l'occasione creata dal numero 9. Adesso la Fata va largo, subito la Marcianò che alza la testa, vuole andare lungo in profondità a cercare Leonardo che non aggancia il pallone, poi Camarà allontana subito il pallone che Licalzi decide di far scorrere subito in rimessa al fondo e si riprenderà con rimessa alla portiere. Leonardo è da solo contro quasi tutta la difesa schierata del Calcio Sicilia. Non è facile in questi casi. Adesso c'è Licalzi palla al piede, decide di allargare in orizzontale su Marcianò che controlla il pallone, vuole i compagni vicini, poi va a lungolinea a cercare Campora che allontana il pallone su Boubacar che sponda bene su Leonardo. Il G9 può girarsi, va ancora dal numero 11, si gira e poi va per le vie centrali bene da Casisa, esce benedetto il Cus, c'è largo lo Iacono, presto allungato il pallone, Casisa è tornato Devola che sporca il pallone e poi si lotta ancora, palla allargata però non finisce la destinazione perché ci sarà fallo per il Calcio Sicilia. Martinez gioca subito largo, va da Cordova che allarga il pallone, pressing lì però non passa, la palla ha giocata su Corrao che vuole girarsi, vuole il cross in mezzo, Licalzi messo bene col corpo, poi deve allontanare il pallone, poi Marcianò prende in pieno in faccia il proprio avversario, palla che si impenna, deve uscire lì la Fata, la chiama e la fa sua. La Fata gioca corto su Casisa, pressato e ricomincia il proprio portiere che alza la testa e larga da Marcianò che vuole i compagni vicini, però decide di andare ancora un momento in lungolinea a cercare Boubacar che sponda però ai piedi di Camarà, poi Martinez gira e ricomincia da Shortino che alza la testa, vuole salire poi al piede, va dentro a cercare Martinez, sterzata del 7,5-2, poi va dentro a cercare il proprio compagno, palla allargata a cercare Zizzo che la vuole controllare, numero 10 sterza, entra dentro il campo, vuole puntare Licalzi, poi Licalzi scivola, riprende il pallone, Boubacar è quasi col dribbling non passa, poi Shortino mette una pezza e ricomincia da Cordova che sale palla al piede, può guadagnare campo e metri, poi il cross teso, la palla passa, poi la controlla, alla fine lo Iacono se l'è poi ritrovata addosso il numero 6, poi c'è Di Marco largo, servito adesso il numero 8, va dentro a cercare Casisa, la palla controllata male, il campo non è dei migliori, Casisa però si gira bene, commette fallo, poi va dentro a cercare Leonardo, è costretto a sterzare, guadagnare rimessa laterale, guadagnare metri per i suoi. Lo Iacono va a cercare Leonardo, controlla uno dei migliori, però sterza per il numero 9, passa di forza, doppio dribbling, non passa però sul terzo uomo, cross sul secondo palo, arriva dall'altra parte e Pecorella in bello stile, però palla che si spegne e rimessa laterale, sarà rimessa offensiva. Andrà Pecorella, vuole i compagni vicini, non si muove nessuno, infatti si lamenta il numero 2, si abbassa, Campora servita ancora il numero 2 che crossa malissimo e regala palla al Calcio Sicilia con la rimessa che andrà a battere Picciuca. Gioca largo da Camarà, si è abbassato pure Shortino, servito il numero 2, esce in pressing forte Di Marco, poi Shortino deve costretto ad allontanare il pallone nel vuoto, regala rimessa ai giocatori di maglia bianca. Lo Iacono palla, batte questa rimessa laterale, torna dietro da Licalzi, c'è il pressing forte, Licalzi va ancora a lungolinea, sbaglia però guadagna anche lui rimessa. Lo Iacono vuole movimenti, va dentro a cercare Leonardo che lotta con Camarà, si deve girare il numero 9, si gira bene, passi in mezzo a due col numero, c'è fallo, deve stare attento Camarà che è già munito. Sarà calcio punizione quasi dal limite dell'area, molto però esterno, si andrà sicuramente sul cross, poi cross in mezzo, sul punto di battuta ci va Casisa.
in tanti nell'area di rigore pronti a saltare. Mucchio ne mette 2, Picciuca in copertura del primo palo. Battuta corta su Di Marco, la controlla il numero 8, è uno schema, vuole la palla in mezzo, la palla non passa perché c'è Camara messo bene, ancora Casisa allontana il pallone, c'è un rimbalzo, Policalzi lo prova, palla si spegne sopra la porta di Picciuca, occasione un po' rocambolesca, la palla è rimasta lì, Calzi poi ci ha provato, palla che si è spenta sopra la porta del numero 1 oggi in maglia nera. Picciuca va da Camarà, si è costretto ad alzare il pallone, andare dentro, si salta Li Calzi, la prende lui, si appoggia su Casisa, può andare il numero 4, ha visto il movimento di campo, l'ha servito però non raggiunge la destinazione, c'è pressing Abubakar che strappa il pallone, poi c'è fuori il gioco di rientro di Campora che non se n'è accorto e commesso una leggerezza qui il numero 7. Palla su Scire che può salire palla al piede, allunga la palla lungolinea, Li Calzi l'appoggia poi dietro sullo Iacono e poi la Fata deve allontanare il pallone però male, la allontana solamente per un attimo, poi si passa ancora su Martinez che sterza bene su Abubakar, poi decide di tornare indietro da Cordova che alza la testa, poi va al largo, cioè è saltato Pecorella bene però la palla è rimasta ancora lì. Poi si vuole lì il dribbling, palla che non passa, sarà rimessa per il Cus. Ha tentato lì la giocata a Minafò, però chiuso, poi gli ha sbagliato il numero 11 e regalato e rimessa al giocatore in maglia bianca. Pecorella guadagna metri, quindi il direttore di gara lo costringe ad indietreggiare di qualche metro, così i giocatori anche a maglia rosa possono salire in pressing, infatti decide di lasciare la rimessa. Pecorella la lascia a Marcianò che andrà forte, si abbassa verso allontanata poi la palla da Marcianò, lì c'è solo Camarà che la rimette ancora in mezzo, Casisa la controlla e allarga il pallone, bene su Di Marco, può correre il numero 8, palla che però finisce troppo lunga, dice direttamente in out. Shortino va lui la rimessa, vuole i compagni vicini, si è abbassato qui Martinez, servito il numero 7, la mette giù bene, c'è il pressing di Abubakar, deve sterzare il numero 7, c'è ancora Abubakar che però gli strappa il pallone, lotta ancora Abubakar, lotta anche con Devola e regala rimessa ai giocatori in maglia rosa. Che guadagnano metri, quindi Shortino pronto a un'altra rimessa, vuole andare avanti. La palla passa, c'è Devola che si è inserito, non servito. Leonardo poi la mette giù di petto, scivola per un attimo, poi torna sul pallone, però ci sarà fallo sul numero 9. No, forse è fallo di mano, sì, è fallo di mano appunto del numero 9 che è la controllata di braccio. Shortino si va a vedere incontro Devola, pressato da Di Marco che gli strappa il pallone, la palla rimbalza, Camarà sbaglia, lì c'è Leonardo che vuole controllare, protegge di fisico, poi fa sparire il pallone, ritorna, poi Martinez però glielo strappa, passa con la giocata il numero 7, doppio dribbling, bellissima giocata, va il numero 7, allarga il pallone bene su Devola, può partire break, calcio di Sicilia, ancora Devola, entra in area di rigore, poi va al cross in mezzo, palla recuperata, all'ultimo dallo verso e fa una grandissima chiusura difensiva, palla si spegne in calcio d'angolo. Calcio d'angolo che andrà a battere Minafò, pronto su questo punto di battuta, va sul secondo palo, la palla non passa, resta in vita nell'aria, esce Martinez, c'è fallo però in attacco, quindi azione offensiva che non si è concretizzata, punizione che andrà a battere subito la Fata che vuole accedere le operazioni, va a largo, palla però corta, la controlla Minafò, lascia poi a Martinez che la controlla di braccio, sarà fallo qui ingenuo.
Marcianò va da Licalzi che si è abbassato tra le linee di difensori, allarga tutto su Licalzi che si è allargato, controlla il 3, posteriore palla al piede. Vuole un movimento lungo di Leonardo, palla che però non passa, c'è Cordova che allontana, ancora lo verso di prima, non passa questa palla su Camarà, poi Martinez alza questo campanile, la prende Marcianò che è allontanata, la palla non scende, è un ping pong in questo momento, poi alla fine lo Iacono deve allontanare il pallone, allontana rimessa laterale come può. Rimessa battuta da Shortino, va dentro a cercare Corrao, la gioca dietro bene su Devola, alza la testa il 9, torna dietro, lì c'è Cordova che di prima va da Shortino, pressato da Di Marco, si va ancora dal numero 6, alza la testa, va da Scirè, costretto ad orientarsi, esce forte Campora in pressing, lo salta Scirè, poi va dentro ancora il campo, però perde il pallone, glielo strappa, lo verso commettendo fallo, secondo il direttore di gara, si lamenta il numero 10. Ora posizione che andrà a battere Martinez, sicuramente il più attivo dei suoi in questi primi 20 minuti di partita. Torna da Cordova, vuole il movimento, il numero 6, ci ha visto largo Ciortino però decide di non andare da lui, tiene un attimo con sé il pallone, vuole qualcuno che venga incontro, c'è Cottone che viene incontro però si passa da Camarà che con la sterzata dribbla nettamente il Leonardo e poi larga tutto su Scirè che va a lungolinea, bene il pallone su Cottone che sale palla al piede, parte il numero 11, sterzata su Pecorella, dentro il pallone su Corrao che voleva la sponda su Deborah, non passa perché ci ha messo lì bene lo Iacono, lotta Leonardo però non passa lì su Shortino, passa ancora il numero 2, va a lungolinea su Deborah, non passa con la finta su lo Iacono che secondo il direttore di gara ha commesso fallo, insomma qui chiamata errata porta il direttore di gara. Ogni minimo contatto è fischiato dal direttore di gara, insomma dovrebbe essere un po' più tollerante su questi contrasti di gioco. Shortino, dribbling secco su Abubakar, poi vuole giocata dentro su compagno, palla che non passa, allontanata tutto dallo Iacono. Daniel resta rimessa, il Cus con la che andrà a battere subito lo Iacono, cerca di fare spiare i suoi anche perché Leonardo è l'unico terminale offensivo che oggi hanno i giocatori di maglia bianca che era diciamo lasciato da solo in tutta la schierata del calcio di Sicilia, che può guadagnare metri in questo caso. La Fata va da Casisa, va dentro, la palla è bella l'idea a cercare lo Iacono, poi cambia gioco a cercare Campora, la palla passa per il numero 7, c'è il liscio di Scirè, va a Campora, va il cross in mezzo, chiude Camarà, perfetta la chiusura del numero 5, provvidenziale, ha salvato un gol già fatto perché alle spalle c'era Leonardo pronto a colpire, adesso deve girarsi, poi va dentro a cercare ancora il proprio compagno, si sovrappone Minafò, ancora Minafò, va il cross in mezzo, la palla passa su Martinez che l'ha controllata e ha tentato di sorprendere la Fata con un tocco sotto, però non ha saltato, il numero 1 è rimasto giù a terra, ha fatto la scelta migliore e l'ha parata con i piedi, poi si va ancora a cercare Leonardo, deve andare duro Leonardo, lotta in quella zona di campo, poi passa, poi c'è fallo su di lui e guadagna punizione, guadagna metri Leonardo. Andrà lo Iacono sul punto di battuta, si è abbassato anche Casisa per occuparsi di lui, di questo calcio di punizione, o magari di giocare anche corto con il proprio numero 6. Infatti fanno così, ancora lo Iacono vuole sul cross, però totalmente sbagliato, palla regalata di Minafò che può partire in contropiede, ma è tornato Pecorella che gli sporca il pallone e prende pure rimessa laterale.
Pecorella vuole movimento, si lamenta con i suoi, anche forse anche col direttore di gara, che hanno dato ancora l'ok per battere questa rimessa. Adesso Pecorella va a cercare Licampora che tira il pallone addosso a Shirei, guadagna metri. Siamo quasi al limite dell'area di rigore, quando è rimessa che andrà a battere Pecorella. Sono in 4 dentro la di rigore. Adesso si abbassa ancora Campora, servito il numero 7. Va ancora da Pecorella che vuole il cross in mezzo, sotto la palla passa, c'è il colpo di testa, tentativa di Marco, però c'è fallo in attacco da parte del secondo direttore di gara, spento il numero 8, quindi punizione in zona difensiva adesso per il calcio Sicilia, che si occuperà sulla battuta Picciuca, che va subito largo da Cordova, controlla, si orienta e va subito da Scirè. Va a lungo la palla passa, Martinez la controlla bene, torna indietro ancora da Cordova, che decide di alzare la testa, poi va avanti, la palla forte, la palla che non passa, salta bene lì Pecorella, poi ancora c'è fallo su Martinez steso dal numero 2, guadagna metri. Martinez va dietro da Cordova, si è staccato alle sue spalle Camarà, però si va largo da Sciortino con una palla perfetta che Sciortino rigioca in mezzo, staccalo verso la fa sua, poi ancora Sciortino alza questo campanile, la palla non scende, deve prendere di testa Licalzi, poi esce, la fata, la chiama, stavolta la fa sua, palla che si era impennata ed è diventata complicata, poi ci ha messo il testone di Licalzi, poi ha coperto l'uscita di La Fata, che l'ha fatta su. Adesso Licalzi va a lungolinea a cercare Di Marco, la controlla col ginocchio, poi va dallo Iacono che alza un'altra volta un altro campanile, ci deve correre Leonardo, deve lottare con Camarà, spinge il numero 5 senza fallo, lotta con Leonardo, poi ancora Camarà lontana il pallone, c'è Casisa, la controlla di petto, lascia poi Di Marco che sterza dentro il campo, poi va dietro ancora dallo Iacono, non vede movimento, quindi decide di ricominciare il proprio capitano, che va a largo, però alla sbagliata c'è l'intervento di Martinez che si autolancia, va il numero 7, va Martinez, vuole puntare Martinez, vuole il tiro in porta, palla che esce di niente, fatto tutto bene qua il numero 7, ha letto in anticipo la giocata che stava andando per fare Licalzi, ha anticipato il pallone, poi ha fatto tutto bene, ha tirato pure forse sul primo palo, forse la fata ci poteva arrivare, sa di fatto che la palla è uscita e l'occasione sprecata per l'1-0. Licalzi va da Di Marco, palla sbagliata, interviene il Sciortino, ancora lì c'è Casisa che allontana questo pallone, deve crederci Leonardo, la mette giù, poi ribatte il pallone addosso allo Sciortino, guadagna rimessa. Lo Iacono va da Leonardo, la controlla, la mette giù, va ancora il numero 6, però Camarà legge tutto in anticipo, poi Licalzi va duro, tira il pallone addosso al numero 5 che guadagna però rimessa, anche se secondo me era rimessa bianca perché aveva tirato addosso qui il numero 3. Sciortino va dentro, c'è fallo in attacco, anzi no, forse sarà cambio e rimessa, a quanto pare, sì, cambio e rimessa. Cambio di rimessa che andrà a battere lo Iacono, va dentro a cercare lo verso col controllo, si orienta e va dentro a cercare Leonardo, ancora il numero 10 non passa, la mette poi giù Cottone che allarga subito su Minafò che va dentro adesso a cercare Zizzo che può puntare, numero 10 vuole sterzare, entra dentro la di rigore, vuole il tiro, murato però Zizzo, la palla resta lì, poi lontana Di Marco, la palla che si alza, ancora il 10, sbaglia il controllo, ci cade Pecorella che va a lungolinea a cercare Campora, poi c'è ancora Scirè, si appoggia da Minafò, 1-2 chiuso nello stretto, però allargata, chiusa, poi c'è Roverso, vuole avere il tunnel in quella zona di campo, adesso c'è confusione, adesso la palla si alza, poi ci sarà fallo per il Cus. Roverso torna dalla Fata che alza la testa e si appoggia subito su Casisa. Il 4 vuole movimenti, la controlla di suola, poi allarga tutto su Marciano.
Vede dentro e la palla sbagliata. C'è Zizzo che la controlla bene. Parte il numero 10. Vuole il cross a rimorchio. Va il tiro in porta. Ci ha provato Corrao, però addosso alle braccia di La Fata, che la blocca sicuro. Adesso passa lo Iacono. Va a lungolinea a cercare Leonardo ancora. Camarà in copertura. È un duello molto bello quello tra il numero 10 e il numero 5 in maglia rosa. Due giocatori molto fisici. Attualmente sta avendo la meglio però il 5 del Sicilia. Adesso c'è un altro cambio rimessa sbagliato, stavolta lo Iacono. Diciamo c'è un direttore di gara che non perdona niente oggi in campo. Nei minimo contatto o minimo magari piccolo che vede, chiama subito l'infrazione di gioco. Shortino va dentro a cercare Devola, salta Di Marco, poi Bubakar decide di allontanare dove non c'è nessuno, la mette giù Cottone che vuole il dribbling, poi va a lungo linea, però il Dasso la palla all'overso, la mette giù a terra il 10, poi va a lungo, va tra le linee a cercare Leonardo, palla aspetta che letta ancora da Camarà, Campero la fa scorrere, vuole andare il 7, decide di tornare da Casisa, che di prima allarga il pallone a cercare Di Marco, la palla è buona per il numero 8, bella l'idea, sterza Di Marco, bella il dribbling, poi vuole il cross lo Iacono, la palla non passa, Cordova chiude. Poi rimane lì, si butta a terra Lilo Verso, la palla rimane lì. Poi Leonardo con il tiro in porta, esterno della rete. Camarà, palla al piede. Va a lungo Camarà. Salta bene la linea di pressing. Adesso palla comoda per Corrao, che di prima però va dentro a cercare nessuno. Poi salta Bubakar, la controlla Di Marco, dentro ancora dal numero 11. La controlla sterza bene a Bubakar. E poi c'è il recupero di Martinez senza fallo. Poi Martinez gioca corto, la palla ancora dal 7 con una giocata, esce da quella zona di campo. Poi va da Cordova che larga da Scirè. Poi si è allargata la palla su Minafò che sale, palla al piede, poi va dentro ancora a cercare Cottone che sterza e poi gioca dal capitano che la controlla e torna ancora dietro. Sale Cordova, cerca di andare profondo a cercare Zizzo, la palla non passa, chiuso da Marcianò, deve crederci Devola, la controlla il 9, entra dentro il campo, decide di allargare il pallone, fa salire Scirè che accompagna l'azione. Allargata la palla, bene, vuole il tiro in porta, palla si spegne però sul fondo. Tranquillo Minafò, la lascia scorrere, adesso pronto alla rimessa. La Fata va subito a cercare Licalzi che alza la testa, vuole andare il capitano, allarga subito dentro solo verso, la palla è buona, il 10 poi la alza a cercare Bubakar, palla che però non raggiunge la destinazione, la controlla Cordova, tranquillo, poi allarga subito il pallone su Minafò, gioca di prima e torna dal proprio numero 6, si appoggia basso su Scirè che vuole alzare la testa, adesso può andare avanti, alza il pallone a cercare Corrao che però voleva lì il movimento di Devola che non è entrato dentro il campo. Adesso lo Iacono sbaglia il pallone, sbaglia questo lancio, adesso può correre il numero 9 che è veloce, alla fine lo Iacono costretto a rifugiarsi in rimessa laterale e guadagnano metri questi giocatori maglia rosa. Tutta la rimessa su Corrao, vuole girarsi, va dentro, adesso la controlla male lì Zizzo, lascia la palla, può salire Licalzi, si fa tutto il campo il numero 3, vuole movimento, va da Leonardo, la controlla il numero 9, allarga il pallone, prende in pieno però Cottone che ha fatto un bel lavoro di chiusura, poi lontana Marcianò senza leggere né scrivere, allontana direttamente rimessa al fondo. Picciuca gioca corto subito da Cottone, va da Cordova, vuole movimento, il numero 6 decide poi di superare una linea di pressing e andare direttamente da Minafò, è costretto a sterzare, non c'è fallo, poi sì, rischiato fallo del direttore di gara, però fallo per i giocatori in maglia bianca.
Il calcio di punizione che andrà a battere Casisa. Va forte Casisa, la palla che non passa, non entra dentro l'area di rigore. È allontanata da Marcianò, però sul petto di Martinez che la controlla e la protegge. È veloce, 7 allunga il pallone bene. E si è inserito dentro Devola, ha sbagliato però il tocco Zizzo. Poi si passa ancora da Casisa, che alza questa palla su Di Marco, la mette giù Lotto, però c'è pressing di Shortino che gli ruba il pallone e fa partire Devola, che è veloce. C'è il recupero di Casisa che lo sporta a terra, commette fallo e si prenderà pure giallo il numero 4. Punizione che andrà a battere il capitano, il numero 7 Martinez. Si occupa lui di questa battuta, di questo calcio di punizione. Ne mette 2, la falta in barriera. Vanno Abubakar e Di Marco in copertura del primo palo. Si avvicina anche Shortino. Sono in 2 su questa traiettoria adesso si allontana il numero 2, andrà il numero 7. Ma sul secondo palo la palla che non passa, la raccoglie Li Pecorella, che per ora ha sbagliato un attimo il rinvio, poi la palla allontanata. Minafò si è contenta della rimessa. Buonasera. Minafò lascia rimessa sulle mani di Scirè, che sale, adesso gioca subito sul numero 11. Si passa ancora dal 3, che cross in mezzo di destro, cercare il tiro a volo di Devola, non raggiunto. Poi Martinez con il dribbling secco, sterzato ancora del 7, ancora un'altra volta, vuole passare però non passa, c'è la chiusura, ancora lo Iacono, palla al piede. C'è accanto a lui Abubakar, servito il numero 11, va dentro subito da Leonardo, è rientrato ancora il numero 11, palla di Leonardo a servire ancora Abubakar, palla che però è troppo lunga, si spegne, rimessa dal fondo, ha calibrato male e la forza su questo passaggio è il numero 9. Occasione che si spegne subito sul nascere per il Cus, era un possibile contropiede questo. Picciuca allarga il pallone su Cordova, sale palla al piede e si allarga su Scirè. C'è Cottone che viene incontro, però si va ancora al numero 6 che è costretto a dare un pallone non facile per il numero 3, che infatti sbaglia l'aggancio, reca la rimessa in zona offensiva al Cus. Se ne occupa Pecorella, si è abbassato lo verso, però Pecorella cerca di guadagnare tempo, si appoggia adesso su Campora, che non è entrato molto in partita in questo primo tempo. Adesso Campora vuole accendersi, passa di forza il numero 7, Oli cross, la larga Picciuca, poi Abubakar tira addosso e c'è calcio di rigore, tira addosso al diretta avversario. Abubakar tira fortissimo, braccio largo ed è rigore. Un pensiero che adesso può cambiare la partita quando siamo al 36esimo. C'è calcio di rigore per il Cus e andrà a battere il numero 9 Leonardo contro Picciuca. E ha fatto fallo, mi pare il 7. Martinez ha fatto fallo il 7. Sì, ha causato il fallo il numero 7 Martinez, che attualmente era il migliore in campo. Sfortunato, ha allargato il braccio, adesso va Leonardo. Forte, c'è la parata di Picciuca che salva il risultato. Ipnotizza Leonardo e la partita rimane sullo 0-0. Leonardo però ha tirato rigore veramente, se mi perdete, brutto. Picciuca a letto, le intenzioni del numero 9, si è buttato prima, Leonardo ha tirato addosso al portiere, che comunque ha fatto una grande parata sul calcio di rigore. E comunque l'altro bisogna sempre indovinarlo. Si resta solo 0-0. Abubakar, però occasione sprecata veramente importante per il Cus sul calcio di rigore. Se l'è divorato il giocatore migliore del Cus, Leonardo, che ha tirato un rigore brutto, ma i vari tirano anche al numero 1 del coach Cilavic, che ha fatto una grande parata. Avrà da
Da che recriminarsi quel numero 9 nel corso della partita, però ci sarà tempo per rifarsi. Lo Iacono, gioco fermo, adesso ha pescato il direttore di gara per riscontri e andrà di rigore. Per il momento sì, non è che stanno tifando bene. Calcio d'angolo che andrà a battere Casisa. Va forte Casisa sul secondo palo, la palla passa, la prende Pecorella, quanto basta per colpire di testa, però palla che si spegne sul fondo. Picciuca attualmente l'eroe della giornata, mette il pallone a terra e allarga subito su Camarà. Vuole un movimento, si allarga subito su Shortino che va lungo linea a cercare Devola, prestero forte dallo Iacono, vuole girarsi qui il numero 9, poi c'è fallo commesso dal numero 6, guadagna metri adesso in calcio di Ciglia. Shortino va, torna da Cordova, si orienta, può controllare, si è abbassato Scirè, controllato il numero 3, si orienta, va lungo linea, bella la palla a cercare adesso Corrao che la controlla, voleva andare dentro su Zizzo che non riesce a raggiungere, poi per quella decide di allontanare, la tira addosso a Corrao, guadagna rimessa laterale. Marcianò va forte dentro il campo, la palla non passa, c'è spintone di Campora, commette foul il numero 7, ma abbiamo detto il direttore di gara fischia tantissimo. In questo primo tempo ha fischiato veramente tanto, tanti falli che potrebbe anche fare lascia scorrere quel direttore di gara, però è deciso con questo metodo di arbitraggio. Sì, poi lo stacco a fine primo tempo. Adesso andrà per correre la rimessa quando siamo entrati al 41esimo minuto di gioco. Siamo ancora 0-0. Palla dentro, Campora l'appoggia, Bubacar con la finta di corpo passa bene il numero 11 allargato il pallone su Di Marco, può correre ma Shortino chiude e allontana il pallone. Di Marco appoggia sullo Iacono e la controlla, vuole uscire da quella zona di campo, torna da Licalsi che va dentro da Bubacar che di prima con una bella palla va a cercare Leonardo, salta Camarà, poi torna Di Marco, la controlla, sale palla al piede, poi alla fine guadagna rimessa che andrà a battere ancora una volta lo Iacono. Palla forte adesso di lo Iacono direttamente sulle mani di Picciuca che la può controllare sicuro e far ripartire l'azione dei suoi. Va alla rimessa battuta col piede forte in mezzo al campo, salta Casisa, la prende lui, poi torna Zizzo, c'è il dribbling ancora di Martinez che è in buca dentro a cercare Devola che è veloce, si è infilato il 9 però c'è la chiusura di lo Iacono, ancora però Devola, palla sul 9, vuole puntare, Licalsi non passa. Sì. Adesso Licalsi va dentro allo Iacono, si appoggia su Di Marco, decide di sterzare adesso il numero 6, poi va ancora da Licalsi, cambia gioco, si passa da Marcianò, cambio campo, si è allargato adesso Pecorella però si va da Loverso, gioca di prima da Casisa che entra dentro il campo e luta anche la pressione di Corrao, allarga il pallone, lo Iacono va dentro a cercare Leonardo, deve saltare Camarà, salta lui, la prende lui, però è costretto a interagire in calcio d'angolo, quindi possono salire i giocatori in maglia bianca e nera di rigore. Vedremo anche quanto darà di recupero il direttore di gara. Siamo arrivati al 43esimo.
va di nuovo Licalzi sul punto di battuta. C'è una mischia in area di rigore con tanti giocatori pronti a saltare. Sono solamente due quelli a difendere la porta del Cus, rimasti dietro. Battuta corto questo calcio in angolo, battuto sul primo palo, la palla che poi non passa. Vuole crederci Devola, la prende il numero 9, si autolancia, corre con Di Marco che però gli strappa via il pallone. Devola fa un bel lavoro e guadagna rimessa. C'è cambio, rimessa sbagliato, qui il numero 9 a battere la rimessa laterale e quindi si ricomincerà. Qui rimessa battuta subito su Casisa che cambia gioco bene, però la palla non passa, letta bene da Minafò. Poi lì c'è ancora Cordova che allontana il pallone sulla testa di Casisa, la palla non scende, Devola allontana il pallone, ancora Licalzi, adesso la mette giù, adesso poi la controlla, la palla dentro a cercare Corrao, la controlla Lotto, sbaglia però l'aggancio, poi torna ancora sul pallone, Di Marco allontana il pallone, Cottone decide di tornare indietro da Cordova che allontana di prima ancora sulla testa di Casisa. C'è lo Iacono che allontana il pallone, la palla rimbalza, ci crede Leonardo, la palla che passa sulla testa di Ciortino, poi finisce sui piedi di Camara che si appoggia al numero 2 che di prima va dentro la Devola. Il controllo è buono, poi non c'è fallo su un direttore di gara, sale lo Iacono che allarga il pallone a cercare Campora, entra dentro il campo, il numero 7 si allarga, lotta con Martinez, poi scivola Scirè, ancora Pecorella, va a lungolini a cercare Campora che però non ha creduto di levare su quel pallone, è rimasto a terra, però qui Devola mi sa su questa zona di campo. Infatti lo Iacono chiama l'attenzione da parte del direttore di gara ed entra anche lo staff tecnico per cercare di prestare le dovute cure al proprio numero 9. Sì, mi sa che il Devola ha preso una storta, ovviamente dolorosa, speriamo non sia nulla di grave per il numero 9. Siamo entrati dentro e contro il 45esimo minuto, vedremo quanto il direttore di gara vorrà far continuare a giocare. Però ci sarà rimessa dall'altra parte di campo che andrà a battere Pecorella. Va adesso dall'Overso che poi insomma decide di regare ovviamente il pallone, gesto di fair play, regalato il pallone a Piccio che su questo gesto di fair play finisce il primo tempo 0-0 tra Cus Palermo e Calcio di Sicilia. Partita comunque divertente, noi torniamo tra poco per il secondo tempo.
Lo dici? E si riparte. Si parte questo secondo tempo con possesso palla, calcio Sicilia. Si va subito da Cordova, che allargata Camarà. Primo tempo che è finito sullo 0-0, ma occasionissima da calcio di rigore, divorata da Leonardo con la gran prata di Picciuca a salvare il risultato sullo 0-0. Adesso c'è il cambio gioco a cercare dall'altra parte Minafoco. Esce Pecorella, che non si fida dell'uscita del proprio portiere, la Fata si salva in calcio d'angolo. Calcio d'angolo che andrà a battere dall'altra parte Minafò, sì, sarà Minafò andrà a battere questo calcio d'angolo che va forte sul primo palo, poi Casisa ha postato bene lontano il pallone, la fa sbattere lì Campora, però non fa bene, poi entra Camarà, cattiva lontano il pallone, poi lotta ancora Pecorella su questa zona di campo, allontana, l'alza e si spegne, anzi c'è fallo qui di Minafò. Quindi sarà punizione per il Cus che può tornare a respirare in questo primo minuto di affanno. Marcianò va dalla Fata, si orienta il numero 1 e va subito largo da Licalzi, esce in pressione Devola, si passa da Casisa, il 4 sterza, si gira bene in mezzo a due uomini, fa una bella giocata, poi dà un bellissimo pallone da Pecorella, che la controlla anche bene, si è inserito Boubacar, la palla è per il numero 11, palla però sbagliata che controlla Camarà, va subito da Minafò, vuole puntare qui, lo verso pazza il numero 11, corre poi larga il pallone su Zizzo, il 10 vuole puntare, terza e va ancora dall'11, è scivolato Marcianò, attenzione adesso ancora Minafò col doppio passo, passa però Marcianò, messo bene col fisico, non si va a passare, gioca subito su Campora, esce sullo verso che cambia gioco, passa su Abubakar, è stato uscito bene il Cus, ha regata la palla su Di Marco che può sterzare, decide di cambiare gioco a cercare Leonardo, salta ancora una volta Camarà che la sta connettendo veramente bene il numero 9, la palla rimane là, adesso passa su quella zona di campo, ancora non riesce a raggiungere la sfera, poi ancora Pecorella si appoggia sulla Fata che la controlla e va lungo linea a cercare Leonardo, poi è saltato Scirè, l'ha controllata lui, va da Martinez che di testa se la controlla e se la porta avanti, la palla si alza, non scende, salta ancora Campora che però spinge qui Minafò commettendo fallo, sarà calcio di posizione in rosa. Batte la calcio di punizione a cercare da quella zona di campo Minafò, però non passa, poi è allontanato il pallone da Campora, vai sui piedi di Leonardo che però sbaglia Martinez con un altro dribbling, passa su due volte, poi ancora il numero 7 sale lui palla al piede, poi vuole il cross sul primo palo, aveva tagliato Zizzo, però sicuro, impresa sicura, la Fata la blocca. Poi si va a largo adesso a cercare Licalzi che alza la testa, vuole andare lungo linea, la palla è buona, a cercare lo Iacono che sale palla al piede e cambia gioco tutta dall'altra parte a cercare Campora, la palla è perfetta per il numero 7 sterza, però non passa su Scirè che fa una grandissima chiusura, poi lotta ancora Campora che commette fallo, secondo il direttore di gara, sì, sarà fallo e calcio di punizione fischiato ai danni del numero 7. Scirè va a lungo, la palla a cercare Zizzo, la controlla di petto, la gira bene qui su Corrao, va il numero 8 sterza, vuole andare, poi il pallone non passa, c'è la copertura di Pecorella. Minafò va a cercare Corrao, vuole girarsi il numero 8, entra dentro il campo, bello dribbling ancora, il numero 8 passa pressato dai uomini, esce il pallone, poi pisce su Cottone che lo prova di mancino a piazzare all'incrocio del secondo palo, palla si spegne lontana dalla porta difesa dalla Fata. La Fata gira subito la palla su Marcianò, la può controllare, poi va a lungo
a cercare il movimento di Leonardo, però salta Scirella, prende lui, poi salta pure Minafò, ha spinto qui lo verso che si lamenta col direttore di gara, rischia il cartellino giallo, il direttore di gara lo richiama. Punizione, chi andrà a battere Martinez si appoggia su Minafò, vuole puntare Minafò, vuole il cross sul secondo palo, la palla passa, si è coordinato Devola per la rovesciata, però non l'ha presa lui, poi può partire il contropiede adesso lungo a cercare Leonardo, l'ha controllato il 9, lotta con Camara che però gli passa davanti e fa un'altra bella copertura, poi dato anche da Shortino che è tornato e poi allontana il pallone, però sui piedi di Loiacono che controlla un po' male, poi Loiacono costretto ad allargarsi e a proteggere il pallone, però esce bene da quella zona di campo e va a sterza degli uomini, allarga il pallone, era troppo largo qui Campora, poi il pallone allontana ancora da uscire lungo a cercare Zizzo, esce però sicuro la fa sua. Licalzi alza la testa, va dentro a cercare Loiacono che è muto in mezzo al campo, allarga il pallone male, palla recuperata, c'è subito Corrao che vuole andare dentro la palla su Zizzo, il controllo è difettoso, poi interviene Marcianò e allontana, infatti si lamenta con se stesso il numero 10 per il controllo mancato, sarà calcio d'angolo però importante. 2 giorni di febbraio si sentono, non c'è niente da fare, non è che non puoi essere. Aspettiamo il pallone per la battuta di questo calcio d'angolo, mentre Calciocilla inizia a fare scaldare alcuni dei suoi giocatori, dall'altra parte il Cus inizia pure a far scaldare due suoi competitori della panchina, pronti a subentrare nel corso di questo secondo tempo. Martinez fa scorrere il pallone, poi con la punta la allunga sul primo palo, esce ancora la fatta sicuro. La fatta va dal capitano, va da Licalzi, che adesso si appoggia su Loiacono basso, c'è un movimento incontro di Abubakar non servito, si è staccato Licalzi ad impostare, allarga subito su Marcianò, chi a campo per puntare, esce Zizzo in copia in pressing, quindi Marcianò alza la palla bene su Pecorella, controllo non è dei migliori però vuole passare su Pecorella, lotta qui Minafò, poi Scirè gioca subito su Martinez, sterza, fa cadere lo verso, poi va ancora al numero 3, va lungo linea dentro, bella pallone su Zizzo che gioca subito su Minafò, gioca dentro, bella l'azione, poi chiude con una bella diagonale qui Loiacono, palla che proficia sui piedi di Scirè, va dentro murato per il numero 3, poi torna da Martinez con la punta lunga su Cottone che allunga per svolta il pallone a cercare Devola che è costretto ad allargarsi, vuole puntare il 9 sulla lunga di destro, poi va ancora da Martinez, vuole girarsi il numero 7, non passa, costretto a tornare indietro da Camara, pressing forte adesso di Leonardo sul numero 5 che Camara allarga il pallone bene però stavolta si va a lungolinea, la palla non passa, c'è il recupero di Loiacono, palla dentro a cercare Leonardo che si è staccato, vuole mandare profondo qui Di Marco, però Camara è in anticipo, la fa scorrere rimessa dal fondo. Altro ottimo lavoro del numero 5 che in difesa oggi è insuperabile. Cordova va da Scirè, dribbling tentato e passa su Campra, poi vuole un altro dribbling esteso da Abubakar con fallo, infatti non si lamenta il numero 11, fallo netto, sarà fallo per i giocatori in maglia rosa. Cordova sul punto di battuta va forte per superare la linea di pressing, però palla mica sulla testa di Loverso che la appoggia su Campra, Abubakar la controlla di petto, la mette giù, passa in mezzo a due uomini, Abubakar sterza bene il numero 11, poi allunga il pallone su Leonardo, ha perso la scarpa però Abubakar, c'è fallo sul numero 11 commesso da Martinez. Adesso ci sarà il primo cambio per i giocatori in maglia rosa, cambio che Sicilia entra con il numero 14 da quel che vedo Gambino ed uscirà Minafò, quindi presumibilmente Gambino
andrà a prendere la posizione di Minafò sull'esterno per cercare di dare peso offensivo. Andrà Casisa sul punto di battuta di questo calcio di punizione. Sono in tanti al secondo palo appostati, pronti per inserirsi. Casisa alza la palla che finisce sul limite del rigore, palla che non passa, Gambino è entrato lontano il pallone però sui piedi di Campora che alza questo campanile. Salta lo Iacono ancora, Camarà allontana il pallone che si impenna, finisce direttamente in out. Pecorella, ma lui l'ha rimessa, si è abbassato Leonardo, non servito, andrà forte Pecorella rimessa, adesso va dentro a cercare Campora però tira addosso Scire, ancora si lotta su quella zona di campo, ancora Scire vince il contrasto, poi la palla che lo verso, forse tira addosso a Martinez che rimane a terra dolorante, si rialza per il 7, si chiariscono i due. Pecorella, va lui la battuta, ma adesso forte dentro la di rigore, la palla che non passa, poi ci sarà calcio d'angolo per il Cus, è importante per far salire le torri, per cercare di almeno eseguire un colpo di testa dentro la di rigore. Il fatto che salgono le torri andrà a battere stavolta, anzi no, sarà rimessa che mi sembrava calcio d'angolo, da come ci sarà rimessa. Pecorella, sempre lui, va dentro, spinge Bubacar, non visto secondo il direttore di gara, la spizza a cercare Leonardo, esce un'altra volta Picciuca, la fa sua facile. Può andare alla rimessa lunga il numero 1, infatti chiama il movimento suoi ad alzarsi. Va, in mezzo al campo Picciuca, vuole andare su Martinez che non riesce a agganciare questo pallone, c'è Scire, la seconda palla, tira il palla addosso a Campora, guadagna la rimessa. Palla battuta su Martinez, si appoggia ancora dal numero 3, va al dentro a cercare Gambino, la palla non passa, poi Corrao con la giocata passa su due uomini, bella finta del numero 8, poi la palla dentro, bucata a cercare Zizzo, spinto dagli calci, si lamenta partire un 10 per una manata, non vista secondo i direttori di gara, si continua a giocare con il possesso di Iacono. Il numero 6 decide di allargare il pallone su Marciano che la mette giù bene, possibile partire ma c'è il pressing di Zizzo. Marciano alza il pallone che la raccoglie però Gambino che la butta però fuori. Pecorella, la rimessa, va dentro a cercare Campora che non crede un'altra volta su questo pallone, un po' spento il numero 7 oggi, non è totalmente dentro la partita. Zizzo con la giocata, sbaglia però l'appoggio, adesso Campora allunga il pallone, Leonardo mette il gambone, adesso parte il numero 7, vuole accendersi, vuole correre lì contro Cordova che chiude bene, poi lontana il pallone però sui piedi di Loverso che vuole tira in porta di prima, poi la si spegne sul fondo, la lascia scorrere Picciuca, pronto alla rimessa dal fondo. Risultato che non si sblocca, siamo ancora sullo 0-0 quando siamo ormai giunti al 60° minuto. Non ci sono state molte occasioni nitide da una parte e dall'altra nel corso del secondo tempo, ma ricordiamo che nel primo il Cusa si è divorato il rigore con Leonardo sulla grande parata di Picciuca. Adesso Martinez c'è di nuovo, rimessa sbagliata da parte di Scire che regala rimessa stavolta a Pecorella. Ma Pecorella, va lui, la palla non passa, la palla finisce sui piedi di Zizzo, la vuole controllare il 10, vuole proteggerla su Marciano che però gli morde le caviglie, lo porta fuori e poi commette fallo. Qui il numero 5 ha fatto quello che poteva per contenerlo e mandarlo nella metà del campo avversaria, fatto bene qui.
battuta subito rimessa, tirangolo chiuso, Zizzo sterza, vede libero dentro Cottone, si passa al numero 4, allarga la palla su Shortino, la controlla il numero 2, adesso va a lungolinea a cercare Martinez, la palla è buona però esce la fata, sicuro la fa sua. Oh dai raga! Licalzi alza la testa, va dentro, viene Abubakar però anticipato dallo Iacono che è di esterno, poi dà una bella palla a cercare Campora, sulla posizione di Pecorella, non passa per il pallone perché chiude bene Scirè, va dall'altra parte adesso a cercare Devo, la palla un po' troppo corta, esce Licalzi che allontana il pallone, ci deve credere lì Di Marco che allunga il pallone bene sullo Iacono, break, esce lì in copertura Camarà, sterza lo Iacono, fa sedere Camarà, ancora il numero 6 passa su 2 uomini, poi si appoggia su Abubakar, con la finta voleva passare, non passa, c'è buona la copertura di Gambino che gioca subito su Zizzo, il 10 vuole puntare Campora, passa il 10 ma c'è il recupero di Abubakar che torna bene, fa un'ottima copertura difensiva, adesso lo verso, va da Pecorella, adesso squadre lunghe, Pecorella cerca di puntare, va dentro a cercare Leonardo, vuole girarsi in nome, vuole imbucare dentro su Campora che però era in fuorigioco minimo di 3 metri, poi si distende il numero 7 Dolorante, chiama l'attenzione del direttore di gara. Andrea Pecorella si può riprendere a giocare, si è rialzato Campora, la palla proprio diretta al numero 7, adesso Pecorella alza il pallone, ci vede Campora, poi torna Gambino che fa una buona copertura però regala un'altra volta rimessa. Dentro da Casisa che l'allunga di prima, copertura di Cordova, allontanata poi la palla da Martinez, sui piedi di Zizzo, la mette giù il 10, vuole pressare, poi Licalzi la tiene in campo, non secondo il direttore di gara, la palla è uscita, sarà rimessa al calcio Sicilia. Scirè va a lungo, va dentro a cercare Corrao, la palla non passa, Pecorella appoggia su Casisa, è salito lo Iacono pure accanto a lui, invece si va dentro a cercare Leonardo, la palla non passa, ottima copertura di Cordova, poi Abubakar, sterza, allarga bene il pallone, c'è lo Iacono che vuole puntare, sterza il numero 6, sterza un'altra volta ma c'è la copertura sotto di Shortino, la palla rimane ancora a preda del numero 6 che poi cade giù, non c'è fallo, sarà assolutamente rimessa dal fondo, ottima copertura del numero 2 che non si è fatto fregare dal doppio dribbling e doppia sterzata del numero 6 che è rimasto in piedi, rimasto attaccato, gli ha strappato il pallone, quella dentro pure a casa, rimessa dal fondo. Cordova, larga il pallone su Scirè che sale palla al piede, non passa, Campora chiama rimessa sua, invece sarà rimessa rosa. Si passa velocemente adesso ancora da Cordova che alza la testa per andare lungolinea da lo Iacono, c'è pressing di Marcia da Corrao, scusatemi, pressing subito di Marcianò, poi dentro cercare Abubakar, l'11 vuole andare, sterza, si allunga il pallone, poi c'è il recupero provvidenziale di Cottone che aggancia un pallone complicato, poi è bene qui lo Iacono in copertura, allunga il pallone adesso su Di Marco che sterza, entra dentro il campo, il numero 8 allarga il pallone a cercare lo verso, di prima l'allarga su Pecorella, però esce ancora Scirè, allontana il pallone però sui piedi di La Fatta che la mette giù, la controlla, allarga subito a cercare Marcianò, va dentro, la palla non passa, la palla poi si spegne sul fondo, sarà rimessa laterale bianca stavolta. Rimessa, si va da Casisa, dal numero 4 d'esterno, vuole dare una palla bella sui piedi di Di Marco che la può controllare di rigore, entra dentro l'area, Di Marco vuole cross che la rimorchia, la palla passa Abubakar, se l'è divorato qua il numero 11 dentro l'area piccola,
Ha tirato altissimo sopra la porta di Picciuca. Occasione venuta dalla prima sbavatura di Camarà, che ha regalato la palla ad Abubakar, che da quella zona di campo poteva fare molto molto meglio. Ha tirato forte, ma ha tirato alto, molto alto sopra la porta di Picciuca, che ringrazia. Adesso Cordova va a cercare Scirè, entra dentro il campo, la palla scompare e poi riappare sui piedi di Gambino, che allarga subito a cercare Martinez. Sterza ancora il 7, bellissima giocata, vuole giocare dentro su Zizzo, però palla troppo sulle mani di La Fatta, che la fa sua. Adesso li calzi, sale lui palla al piede, si è staccato ancora una volta Casisa per ricevere, si passa al 4. Allargate la palla su Marcianò, c'è largo pure Pecorella, invece Marcianò vuole movimento incontro, poi costretto a allargare il pallone su Pecorella, che secondo me era troppo avanti per ricevere questo pallone. Infatti sporcato da Martinez, sarà rimessa. Pecorella va da Casisa, voleva il controllo col dribbling, non passa però su Martinez. Ancora il 2, passa al numero 4 che va a lungolinea a cercare ancora Leonardo, che ci crede su quel pallone. Deve lottare lì con Cordova, che però non si fa sorprendere, ha preso una botta in testa. Qui Leonardo dal regolamento è costretto a fermare il gioco, il direttore di gara, e richiamare subito i soccorsi. Si riprende a giocare Picciuca, allarga il pallone su Shortino, la mette giù e torna da Camarà. Intanto è tornato Leonardo nella sua posizione offensiva. Adesso Camarà, palla al piede, va al largo, cercare Devola, che sbaglia il controllo, la palla finisce fuori, palla che rimbalza male. Non facile controllare il pallone quando la palla rimbalza e prende una zolla. Se arrivato sarà rimessa per i giocatori in maglia bianca. Manca il pallone che adesso arriverà. Siamo arrivati al 69esimo, siamo stati quasi dal 70esimo minuto. Ancora 22 minuti più recupero. Attualmente siamo ancora sullo 0-0. Leonardo, il pallone si alza, poi Camarà l'allontana come può, ancora rimessa laterale. Iacono va dentro a cercare Leonardo, che lotta con Camarà. Ancora Camarà, morde le caviglie al numero 9, poi passa Shortino, vince il contrasto, poi scivola sul terreno di gioco. Casisa vuole la palla, è geniale la palla dentro, poi ci vuole credere Pecorella, che arriva su quel pallone, può anche crossare il numero 2, lo mette, prende in pieno però Scirè. Ancora Abubakar, può girarsi, è pressato da Martinez che gli soffia il pallone, rimessa bianca. Va Pecorella, si abbassa da Abubakar, non si passa da lui. Pecorella vuole andare dentro a cercare Campora, che è la sponda di testa a cercare Leonardo, vuole girare la palla sull'overso, poi esce lì Cottone che allontana il pallone come può. Di Marco la controlla, allunga di punta, si vuole autolanciare, corre il Shortino che è pure veloce, non si fa sorprendere, poi torna sul pallone il numero 8 che la protegge, vuole girarsi, non prende fallo, passa subito dallo Iacono che di punta va dentro a cercare l'Overso, che non raggiunge la destinazione. Adesso su Zizzo che fa una grandissima giocata e lancia Martinez da solo, pressing di Pecorella, 1 contro 2, sterza Martinez, ottimo lavoro, il pallone appoggiato, vuole il tiro in porta, 1-0 di Devola che blocca questa partita al 70° minuto
il gol è tutto di Martinez, che ha fatto una grandissima azione personale e poi appoggiato il pallone al numero 9, piatto per su con la fatta, non si è fatto perdonare, l'ha piazzata col destro all'angolino e cambia il parziale 1-0 calcio di Ciglia quando siamo al 70° adesso. Si sblocca la partita al 70° con un gran gol da parte del numero 9, ma la maggior parte del merito delle gol va data al numero 7, che ha fatto una grandissima azione personale, si è portato addosso due uomini e ha creato spazio per il numero 9, che poi tu per tu con la fata l'ha piazzata e ha iniziato con l'1-0. Adesso Leonardo imbuca bene su Campora, che sterza il numero 7, vuole puntare, appoggia dal 9 che entra dentro il campo, vuole passare, non ne passa di forza, c'è la chiusura di Gambino, poi si va da Martinez, sterza su Pecorella, ritorna adesso lo verso, poi allargata subito a cercare Zizzo. Zizzo lo vai. Può puntare il numero 10, va Zizzo, punta a Marcianò, sterza con la giocata il numero 10, va la palla a mezzo, c'è il recupero di Licalzi che la mette in calcio d'angolo. Calcio d'angolo, battuto sul primo palo, la prende che si sa che la allontana, poi sui piedi di Shire che va subito su Martinez, il surplasse, poi va sul cross del primo palo, la palla che rovesciata, ci aveva provato lì Zizzo, ha provato la cosa più difficile, il numero 10, lisciato il pallone e poi è rientrato facile sulle mani di La Fatta che allunga il pallone subito su Leonardo, la prende lì Camarà, appoggia di testa su Shire che sale palla al piede. Va dentro la palla a cercare Zizzo, che è fuori gioco. Salita bene la difesa bianca. La Fatta si appoggia subito da Marcianò. Sale palla al piede il numero 5. Vuole il movimento dei suoi. Marcianò va a largo da Pecorella. La palla è buona. Il numero 2 può puntare. Va a largo da Campo anticipato. Però da uscire in fuori gioco pure Campora. No. Ci sarà fallo, sì, fallo in zona della 3/4 di campo per il CUS. Punizione che andrà a battere Casisa. Sono in tanti a saltare nella di rigore per sfruttare questa occasione. La Casisa largo però. Va da Campora che si porta a 6 uomini, va in mezzo, il tiro in porta di Loverso che esce di poco, ha provato il tiravolo il numero 10, aveva sorpreso qui Picciuca che era rimasto immobile, palla che si è spenta di poco al lato. Però il CUS è reggito al gol subito, già sono 2 minuti abbondanti che cerca di andare all'assalto della porta di Picciuca. Cordova va dentro, la palla non raggiunge poi Zizzo, la finisce sui piedi di Martinez che alza il pallone sul 10, bella la palla, deve sterzare Zizzo, c'è la sovrapposizione di Shire dentro, decide di tornare, prende in pieno Cordova, sbaglia, 15 poi Cordova mette una pezza grande, controllo di Martinez di tacco volante, poi sbaglia il passaggio, regala il pallone a Di Marco, fa partire Boubacar che sterza bene, poi ancora Martinez torna e ruba il pallone. Devola può partire a palla al piede, si sposta il pallone, è veloce il numero 9, vuole puntare, vuole il cross in mezzo, la palla passa, poi chiusura di Licalzi che allontana, Boubacar mette la testa, c'è fallo, gamba alta qui di Corrao che si prende pure il cartellino giallo secondo me, infatti estrae il cartellino il direttore di gara. Anche a me.
Si fa da Licalzi che sale palla al piede, va dentro, adesso a cercare lo verso. A tempo per reimpostare, allarga subito il pallone. Cambio di gioco dall'altra parte a cercare Campora, però ha letto tutto Scirè che l'aggancia al volo, poi Pecorella si infila. Spinge Martinez e non secondo il direttore di gara. Poi la palla piscia sui piedi del numero 3 che allunga il pallone, lo verso si mette col fisico e sarà rimessa Rosa. Pronto intanto un altro cambio, entrerà con il numero 18 per il Calcio di Sicilia, il numero 18 Lopresti e uscirà con il numero 8 Corrao. Ancora 0 cambi invece per il Cus che rimane con gli 11 iniziali, cercando di dare una scossa a questa partita. Scirè va dentro, la prende Pecorella, salta, la palla fece sui piedi Boubacar, poi si passa da Cottone che ricomincia da Shortino. Alza la testa, va largo la palla su Devola che con la ruleta si gira bene sull'avversario, poi va a cercare Cottone che esce palla al piede, cambia il gioco bello a cercare Scirè, controllo e poi si va subito largo dal neo entrato da Lopresti che alza la testa e va subito da Gambino. Passa ancora il 18, sbaglia però l'aggancio Lopresti. Poi Pecorella dentro, la palla non passa, ancora messo bene Gambino, Casisa la controlla lui. Alza la testa e larga il pallone subito su Di Marco. La palla rimbalza, Di Marco deve faticare per tenere il pallone in campo, lo ci riesce, poi torna sul pallone. Ci crede Di Marco, lotta con Gambino che commette fallo qui Di Marco. Sarà un giallo per proteste per il numero 8. Che minuto siamo? 78. Shortino si riprende a giocare con la posizione battuta al numero 2, va da Camarà, si appoggia ancora dal Shortino che torna dietro con una palla complicata però su Picciuca che la controlla, dribbling e pure su Campora, personalità da parte del numero 1 che poi va al lancio sbagliato però sui piedi lo verso. Salta ancora una volta con la zona di campo Cordova, allunga il pallone su Scirè, poi Gambino allarga la palla su Lopresti, la controlla il 18, poi va lungo linea a cercare Zizzo che la fa scorrere. Zizzo può puntare, vuole puntare Marciano il 10, va dentro su Lopresti che sbaglia l'ultimo controllo, si era ampliato benissimo il numero 18 ma il controllo sbagliato è solo provvidenziale, poi per la copertura di Licalzi e sarà calcio d'angolo. Se no sarà rimessa laterale, quindi si riparte la rimessa laterale che andrà a battere Scirè sui piedi di Lopresti, l'appoggio su Zizzo che scivola, la palla esce in out e sarà rimessa bianca. Sarà altro cambio per il Calcio di Sicilia, entrerà adesso con il numero 15 Palumbo. Ed esce con il numero 9 il giocatore che attualmente sta decidendo questa partita, Devola. Grande Vicio! Pecorella va forte dentro a cercare Leonardo, non la riesce a controllare, poi Gambino la tiene giù, vuole andare dietro da Cordova che allontana il pallone come può, lo verso di testa, l'appoggia dentro, ma torna ancora Gambino, poi ancora Camarà, allontana sui piedi di Lopresti che ci vuole credere il 18 e tiene in campo, poi spinge, lì ancora c'è Pecorella, poi c'è fallo del 18. Ci sarà pure giallo per Lopresti per perdita di tempo.
Pecorella va alla battuta che lascerà però a Marciano, che batte subito sul numero 2. Poi si va dentro da Licalzi che allontana il pallone dall'Overso, che di tacco voleva giocare il pallone, ancora Camarà aspetta, allontana il pallone, Casisa la fa rimbalzare, la lontana ancora dentro, Cordova allontana tutto sui piedi, sulla testa di Loverso, la palla non scende, adesso la mette giù Leonardo, la controlla e manda dentro Boubacar, la palla è buona, Boubacar ci crede, chiusura provvidenziale del Shortino, ha fatto una bellissima diagonale, sarà calcio d'angolo. Calcio d'angolo che andrà a battere Casisa, sono in tanti nell'area di rigore pronti a saltare. Va Casisa forte sul secondo palo, la palla che era sotto l'area di rigore, poi lontana da Lopresti come può, fa ripartire Zizzo che è veloce, vuole andarci numero 10, si mette davanti a Di Marco con la giocata, passa il 10, va Zizzo a lasciare il pallone a Gambino che va ancora dal 10, va Zizzo, poi ancora Di Marco torna e fa una chiusura provvidenziale il numero 8, bravissimo qua, aveva perso il contrasto con il numero 10 con Zizzo, poi è tornato a riconquistare questo pallone scivolato per chiudere una potenziale 1 contro 1 con la Fata. Gambino ti sta involando. Gambino ti sta involando. Andrà a battere Lopresti questo calcio di punizione, questo calcio d'angolo. Lopresti va sul primo palo, teso, la palla rimane lì, Camarà, lo prende, tira in porta, Murato, poi la prende Loverso, vuole mandare in profondità Leonardo, poi anticipato tutto da Gambino che si appoggia adesso Tashire, che alza la testa, vuole il secondo palo, vuole cercare Zizzo, la palla non passa perché ha messo bene Licalzi, dice però su Martinez, vuole il dribbling il 7, vuole poi il tiro in porta, facile proprio per la Fata. Marciano, palla su di lui, sale il numero 5, c'è tra le linee, Loverso invece si andrà largo a cercare Campora che è venuto incontro, vuole la palla dentro a cercare su Leonardo. Leonardo vuole giocare di sponda, si gira, vuole giocare di tacco, non passa però il suo pallone. Ancora Scire, va a cercare Martinez, pressato, va dietro da Cottone che va su Zizzo che sponda benissimo di prima su Martinez. In buca dall'altra parte a cercare Palumbo, vuole puntare il numero 15. Sterza e torna ancora da Martinez. Di prima va dentro una bella palla a cercare Lopresti, palla che non passa Loverso, poi si addormenta però c'è gamba alta, chiude il numero 7, sarà fallo. Licalzi va dentro a cercare lo stop mancato qui da Boubacar che liscia il pallone, poi Camarà lontano come può sui piedi di Loiacono che va dentro da Casisa che ha tempo e spazio per girarsi, alza la testa, va a cercare il taglio di Campora, però c'è Cordova che chiude bene, poi torna ancora Martinez, gli strappa pure il pallone lì Loiacono, poi ancora Casisa, c'è il fallo qui di Martinez che si prenderà il cartellino giallo. Adesso ci sarà pure il primo cambio per il CUS quando siamo arrivati all'84. Entrerà con il numero 14 Anello e uscirà Marciano. Andrà Casisa sul punto di battuta di questo calcio di punizione, largo dall'entrato Anello, gioca ancora dal numero 4, può anche provare da lì, lo prova, infatti il tiro in porta, la palla rimane lì e c'è fuori gioco segnalato al direttore di gara, aveva segnato a porta vuota e il CUS Palermo ha segnato fuori gioco il direttore di gara, nulla da fare, si è solo 0-1. C'era. Era di 3 metri fuori gioco, quindi c'era. La palla che fece sui piedi di Loverso, la controlla, passa su Martinez, va dentro a cercare Leonardo che sbaglia il aggancio, poi c'è Cottone, va largo però palla sbagliata Pecorella, può puntare il numero 2, poi scivola lì
Cottone che prende pure il cartino giallo, si è fatto malissimo qui Pecorella. Intervento ai pedoniti del numero 4 che sente non voleva fare male. Poi il piede è rimasto là, Cottone ci ha messo il piede, si è preso fallo in una zona importante di campo. Adesso il Cus ci crede dopo questo gol annullato, sta cercando di mettere le ultime energie rimanenti per cercare il pareggio. Siamo ormai all'86esimo minuto di gioco, siamo ancora 0-1. Ci sarà cambio adesso per il Calcio Sicilia, entra con il numero 13 Mandalà e vedremo che uscirà a sto posto, mi sa che sarà appunto il numero 10 Zizzo, quindi cambio, numero 10 esce Zizzo, entra con il numero 13 Mandalà. Si prende pure il giallo Zizzo per perdita di tempo prima di uscire dal campo. Punizione, c'è lo Iacono sul punto di ribattuta col suo mancino, ne mette 3 Picciuca. Punizione che può risultare importante, siamo quasi al limite del rigore, andrà lo Iacono col suo mancino, va lo Iacono, prende in pieno la barriera, palla al pesce su Anello che ribalta la palla avanti, cercare Casisa che non prende il pallone, c'è Lopresti rimasto a terra il numero 4, poi palla allontanata addosso però a Lopresti, sarà fallo per il Costa ancora in zona d'attacco. Adesso in affanno il Calcio Sicilia in questi minuti finali che mancano, c'è il forcing finale del Cus per cercare disperatamente il pareggio che regalerebbe un punto per la squadra in maglia bianca. Vabbè, un punto lui. Va a Casisa, stavolta va lui. La palla passa! La palla che esce di un niente. Picciuca era sulla traiettoria, è uscita veramente di poco. Bella posizione del numero 4 direttamente in porta. Picciuca l'ha sfiorata, anzi l'ha soffiata fuori questo pallone Picciuca e l'ha mandata fuori con il soffio. Va in mezzo, lo verso salta, stacca, va a cercare Boubacar che vuole vincere il contrasto, però Martinez torna. Sì, adesso ci sono lotte in mezzo al campo. Lopresti gioca dietro da Gambino, larga subito su Scirè. Piano, tranquillo. Controlla un po' difettoso, tunnel di Scirè. Grande giocata a saltare lo verso. Poi a cercare Lopresti che sterza. Vuole saltare quella zona di campo, poi la allontanata sarà rimessa bianca. Ottantanovesimo. 89 uscito. Lo vediamo noi. Ma davanti, sta panchina davanti. Si sarà rimessa rosa, il direttore di gara aveva segnato rimessa bianca, invece sarà rimessa Calcio Sicilia, cioè puoi guadagnare metri. Poi battuta, Casisa la allontana in rimessa laterale, adesso guadagna altri metri il Calcio Sicilia. Siamo quasi pronti, arrivati al 90esimo. Il direttore di gara ha segnato 4 minuti, quindi la partita finirà al 94. Si va dentro, la palla non passa, allontana Pecorella come può a cercare Campora che salta, poi arriva Leonardo col controllo di questo pallone, palleggia il numero 9, vuole sterzare su Gambino, poi torna Martinez, sporca il pallone, si va da Scirè,
Va dentro ancora da Gambino, di prima va a cercare per Lopresti, la palla non passa, ancora Gambino, di prima va a cercare Lopresti. Vuole correre il numero 18, vuole sterzare su Anello, la palla in mezzo, la allunga Casisa, dall'altra parte su Palumbo. Vuole sterzare, vuole il tiro in porta! La chiude qua, Palumbo, 2-0, calcio di Ciglia. E la partita finisce su questo gol, la partita chiusa, gran gol del numero 15. Si è trovato il pallone su quella zona di campo, il dribbling secco e tiro a incrociare dove la fatta non poteva arrivare. 2-0, gran gol di Palumbo. Nel momento migliore del Cus che ci credeva per trovare il pareggio, in un ribaltamento di fronte è arrivata la palla su Palumbo che ha incrociato il tiro e regala i 3 punti ai suoi, che salgono ancora in classifica e guadagnano 3 punti importantissimi. Doccia fredda per il Cus, comunque nel corso delle ultime partite ha sfornato ottime prestazioni, anche ottime vittorie. Adesso si ferma in casa con un calciocilla che è stato molto più cinico rispetto al Cus. Ricordiamo il grave errore di Leonardo sul calcio di rigore sullo 0-0, che avrebbe potuto indirizzare la partita in maniera differente. Se di fatto che adesso siamo 0-2, il Cus ha sicuramente qualcosa da rimproverarsi, qualcosa da ricriminarsi, ma c'è tempo per rifarsi. Palla adesso profonda a cercare lo Iacono, che ci vuole credere su questo pallone, lo tiene in campo, lo vuole controllare il 6, va dietro da Boubacar, sterza e va da Pecorella, vuole partire il numero 2, poi Shortino lo controlla, palla finisce in out, si spegne sul fondo. Palleggia Camarà col pallone, vuole il pressing forte, poi allontana il pallone, Casisa la mette giù, però sui piedi, che poi la palla finisce su quella zona di campo, poi allontana il pallone come Puanello, salta Cordova, ancora lo verso, col dribbling passa, elegante stavolta il 10, va da Pecorella, che alza questa traiettoria di campo, va a cercare Campora, che alza, vuole il dribbling il numero 7, vuole puntare l'uomo, vuole puntare Scire, passa ancora Campora che è costretto ad allungarsi il pallone, la palla non è uscita, la palla la raggiunge Cordova che alza la testa, va a cercarlo Presti, però palla sbagliata sullo verso, vuole il dribbling, passa il 10, deve sterzare, però si scorda, dimentica del pallone, poi allontana come può Cordova sui piedi Pecorella, chiude in zona offensiva il Cus per cercare almeno il gol del 2-1. Li Calzi sale col pallone, non passa però, poi si va dentro, ancora Casisa, sterza, passa il numero 4, vuole il tiro in porta, tiro che si spegne altissimo dopo la porta di Picciuca. È stata l'ultima occasione di questa partita, perché su questa rimessa dal fondo si chiuderà la partita. Siamo a 93-40, risultato che dice Cus Palermo 0, Calcio Sicilia 2. 3 punti importanti per i giocatori in maglia rosa, invece sconfitta casalinga odierna per i giocatori in maglia bianca, che hanno molto da riproverarsi. Ci sarà una settimana per lavorare e rimediare agli errori, pronti per la settimana prossima per un'altra partita importante. Finita. Fai la doccia. Scire, va lui la rimessa, la partita finisce qua su questa rimessa laterale. Cus Palermo 0, Calcio Sicilia 2, sconfitta casalinga per i giocatori in maglia bianca, vittoria esterna del Calcio Sicilia che si porta a casa 3 punti importanti. Io vi ringrazio per averci seguito in live e noi ci vediamo